Sì. Allora, io vorrei fare anche un accenno alla odontoiatria estetica, perché comunque riveste un suo Sì, ruolo. sì, E visto che tra l'altro siamo arrivati a dei livelli sì, estremamente interessanti, ci interessante. sono persone che avrebbero piacere a volte di avere degli interventi per Sì, sistemare la propria sì. situazione, dove è possibile farlo. Fate anche questo. Facciamo anche questo, sì, ci siamo... E sulla base di quale diagnosi poi, di valutazione? Beh, allora, diciamo questo intanto. Il sorriso è sicuramente una componente oggi Fondamentale. fondamentale. Te, con un bel sorriso, esprimi quello che sei, quello Comunichi che ormai, si comunichi, comunica comunichi. indubbiamente. Il sorriso non è solo il dente, no? Cioè comunichiamo molto con gli occhi, con le labbra, e quindi il viso oggi è diventato veramente un qualcosa di comune, ma anche trovi lavoro piuttosto che trovi marito, ma insomma No, ma insomma comunque. è importantissimo. Quindi per noi avere avuto la possibilità di approfondire anche gli aspetti un pochino più ampi, oltre che solamente i denti, anche se anche sui denti facciamo delle analisi molto interessanti. Adesso si parla molto di questo smile design, no? C'è la possibilità di far vedere Al computer, al no? computer prima e poi trasformarlo con pochissimo tempo e anche a costi bassissimi, la possibilità di farti vedere come potrebbe essere il tuo sorriso cambiato, no? Cioè piccoli a volte cambiamenti portano ad un sorriso che è completamente un'altra cosa a livello comunicativo. E questo per i denti. Ma poi per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, dei tessuti periorali, con i filler piuttosto che trattamenti di superficie che ti danno più lucentezza, anche qui poche cose. Noi non vogliamo assolutamente entrare nella medicina estetica pura con la chirurgia e il resto, ma semplicemente dare qualcosina in più che è quel qualcosa in più che può veramente trasformare e dare quello di cui parlavo prima, questo sorriso e questo approccio, questa comunicazione sicuramente che ti dà qualcosa in più a Sì. te. Ecco. Quindi magari una persona esce da una Sì, pulizia orale sì, e potrebbe ritrovare ad avere anche una valutazione, come sicuramente, uscirne come se fosse da un trattamento un po' più sì, complesso, no? Invece sicuramente. semplice sbiancamento o Anche un pulizia semplice dei denti. sbiancamento ti dà qualcosa Di di più più lucente, di più comunicativo. Oltre al fatto che ci si parla la salute, ci si tutela la salute. Sicuramente, come dicevo prima, un bel sorriso, la prima cosa, è comunque stai bene con te stesso e quindi la cura e la ricerca della cura è sicuramente la cosa base per noi. Io vedevo che tra i trattamenti che voi fate mi ha un po' incuriosito l'omeopatia odontoiatrica. Sì, E beh, omeopatia, diciamo così, è un po' di moda, come tutto sì. quello che può essere richiamare la natura, eccetera. Però può essere interessante perché ci sono anche Sì, persone che hanno... allora per esempio abbiamo in un paio di studi, in uno studio c'è proprio l'omeopata, da noi abbiamo una persona che ha fatto un percorso e abbiamo visto come diceva prima Daniele, per esempio l'alimentazione influisce non solo direttamente ma anche indirettamente, per esempio su problemi come la piorrea. Certo. Cioè il fatto che tendi ad andare verso il diabete, cioè la glicemia alta, non è solo un problema di piorrea pura, ma è proprio la trasformazione delle tue gengive, dei tuoi tessuti. Il fatto di darti dei suggerimenti, anche molto semplici a volte, di alimentazione e di aiutarti con alcune cose di omeopatia, di naturopatia, ti crea veramente un cambiamento a livello dentale, ma poi anche fisico. Esempio, ci è successo più di qualche volta che trattando i denti abbiamo fatto dimagrire
la persona, perché dando questi consigli la persona si mette in discussione a 360 gradi. È una cosa interessante. Molto importante, no? Sì. Ma anche pensavo, magari le signore possono essere in gravidanza, non possono assumere antibiotici, Beh, eccetera, tante volte sì. uno posticipa le cure, poi nasce il bambino, non ha più tempo, i bambini, tempo. tutto quello che è, e vai, invece è possibile in qualche modo sì. con situazioni omeopatiche ovviare e fare ugualmente subire degli interventi nei limiti del fattibile, insomma. Sì. Magari che uno nel periodo di gravidanza forse anche più tempo libero può darsi, potrebbe dedicare a se stessa, a volte se lo preclude, lo so perché sento di diverse amiche che ragionano in questi termini, perché non possono prendere nessun tipo di cura farmacologica, insomma questo è interessante. Posturologia, volevo affrontarla con lei, non da ultimo assolutamente, e terapia miofunzionale o del russamento, delle apnee notturne, mai legate ai denti, che cosa... Allora, beh, le apnee, per le apnee notturne, il russamento, si utilizzano dei particolari apparecchi che si chiamano bite e servono a posizionare la mandibola in una posizione più anteriore e permettono pertanto che la respirazione avvenga senza ingombri. Sono strumenti che noi utilizziamo, sono strumentazione brevettata, sono cose che però offriamo ai nostri pazienti e funzionano benissimo. Per quanto riguarda la posturologia, perché ho pochi secondi, diventerebbe un argomento fiume, significa che è possibile mettere in relazione tutta la struttura scheletrica di una persona in funzione del modo in cui essa chiude la bocca e gli elementi dentari si toccano. Un discorso complicatissimo, non è filosofico, è dimostrato che certi modi di appoggiare la bocca favoriscono situazioni patologiche a valle, diciamola così per semplificare. Quindi correggendo anche con piccolissime correzioni in certi punti è possibile risolvere problemi di natura posturale. Vedi il bambino che può avere una scoliosi, che non è una vera scoliosi perché non è strutturale ma funzionale, vedi un piede piatto, un ginocchio valgo, esatto. Quindi si richiede una branca molto specialistica. Noi all'interno della nostra rete abbiamo degli specialisti che si occupano esattamente di questa cosa con successo. Voi collaborate, sì prego finisca. No, prego. Voi collaborate con i reparti di chirurgia maxillofacciale? Allora, in che termini? Quando noi abbiamo delle situazioni irrisolvibili con la terapia, diciamo, non chirurgica, abbiamo i nostri referenti di strutture ospedaliere, le migliori che ci sono in Veneto e anche fuori dal Veneto. E quindi veicoliamo i nostri pazienti presso queste strutture, con successo. Ecco, quello che rispondendo quindi quanto all'osservazione di quanto che viene Tra spontaneo. parentesi, vi sono regioni dove certi interventi sono a totale carico del sistema sociosanitario. Del sistema sociosanitario. Per esempio in Veneto è molto faticoso ottenere un intervento di chirurgia pagato dal sistema sanitario. In altre regioni questo è possibile, quindi si travasa. Si può fare un travaso e abbiamo i riferimenti, ecco. Assolutamente. Quindi sempre nell'ambito del servizio. Allora, ringraziamo i nostri medici del gruppo delle cliniche dentali Acqua di essere stati qui con noi. Grazie a lei. Grazie di averci supportato con questi consigli specialistici tecnici. Grazie a voi di averci seguito come sempre. Io vi aspetto questa sera dalle 21 alle 23 per la trasmissione serale. Sarà molto più leggera e piacevole. Questa volta parleremo, visto che è l'ultimo di Carnevale con tanti ospiti. Vi aspetto.